Buongiorno dal gruppo Marmitte Trek. Oggi siamo vicino ad Amatrice, a Copricchia esattamente. Un posto spettacolare, purtroppo preso dagli atti sismici del 2016. Faremo il primo percorso del 369 dove ci porterà alle cascate e poi proseguiremo con il restante del giro che vedrete. Cap è sempre stato attratto da mucche, cavalli, tutte le cose grosse. Cavalli liberi, bellissimo. Sono nella natura. Ciao, hai paura? Sei timida o timido? Primo bivio, andiamo verso le cascate delle barche. Il Cap si fa sempre riconoscere, è incredibile. Da quando è live a quando non è live si fa sempre riconoscere con i suoi suoni da animale primitivo. Poi dopo il pranzo, anzi la cena di ieri sera, lì ha tutte le potenzialità per fare danni. Stanotte infatti è stato un temporale dietro l'altro. Prime impressioni del percorso in questo chilometro e 30, che è pochissimo segnalato e pochissimo turistico, molto wild. I segni negli alberi non sanno neanche cosa sia, quindi magari nel Burundi, infatti, come si può vedere. Sappiamo che dobbiamo andare verso le montagne e basta. Quindi i prossimi avventurieri che si accingono a fare questi percorsi, vernice bianca e rossa per segnalarlo da dove passa. Eccolo qua. E sentiero rosso trovato. Adesso lo percorriamo. Un bel caldo. Adesso il percorso inizia a essere ben delineato. Arriviamo a un cartello. Abbiamo notato che c'era un bivacchino là nascosto nel bosco, cascate. E qui arriviamo a una strada tranquillamente si poteva arrivare in macchina, cascate delle barche. Siamo quasi arrivati, che è sempre il 369, e proseguiamo in questa stradina. C'è un sole che oggi scalda tanto, anche essendo 1200. D'estate ve lo sconsiglio di venire qui, perché mi sa che vi pellate un po' la pelle, anche se si è in alta quota, comunque scalda un bel po'. Quindi per arrivare alle cascate delle barche c'è anche il parcheggio, ci si arriva in macchina. Non bisogna quindi andare nel paese di Cornicchia, ma proseguire dritto. Sacro Cuore 1384. Qui il cartello. Lo mettiamo al posto giusto. Cascate delle barche, Bivio Monte Gorzano. È bello così, in mezzo ai sassi. Altro bivio per andare alle cascate delle barche. Sentiero 300.
Qui si vede Amatrice distrutta, quel poco che ne rimane. Wow! Buongiorno. No. Se fai la doccia, Cap, andiamo a prendere più arrosticini e ti accendiamo il fuoco. Questa è bella. No, non salta piano. Vámonos. Spettacolo. Ecco qua. Camping free. Con braciere. Più di così non si può. Natura! Sono un cinghiale. Wow, passo la transumanza proprio del Mamandria. Puttana che misura perfetta. Puttana ragazzi. Faccio eiaculare come ingegneria. Questa mattina arriviamo al primo bivio che non avevamo fatto ieri, invece che andare nelle cascate di ieri, che era il 376, andiamo invece verso il monte Gorzano, che poi prenderemo un altro bivio per evitare quello. Le prime salite, i primi metri. Hai cactus piana! È abbastanza tosta. Fin lassù tira un pochino. Tutta piana. Dare amore a un uomo senza pietà. È lui? È più a destra. Sì. Beh, noi il nostro l'abbiamo fatto, abbiamo pulito i boschi ieri sera. Anche un po' stamattina.
c'era già il fuego. Eccoci qua, una giornata molto bella con un sole splendido. Stiamo percorrendo il sentiero sopra le cascate che abbiamo visto ieri e adesso il segreto che fra un po' troveremo è quanto sarà alto il fiume, l'acqua. Ci bagneremo? Vedremo. Eccoci arrivati, mancano 50 metri, sembra già alta dal di qui il torrente. Vediamo se si riesce a passare, magari alla fine c'è una sorpresa con un ponte tibetano che passa. È abbastanza indiavolata, si vede, però da così lontano promette bene. Vediamo. Tanto andiamo a vedere qua com'è dall'alto, che dovrebbe essere wow, uno spettacolo. Ci sono un po' di rami in mezzo, però bello. Proseguiamo e andiamo a vedere cosa ci riserva il destino. Wow, che figata! Facciamo acqua! Alla fine non era niente di... era molto tranquillo. Siamo passati dal di qui prima di cadere là, che c'è una cascata di 50-80 metri. Adesso proseguiamo il nostro percorso, altro guado da fare leggero. Adesso è segnalato anche troppo, prima non era segnalato, allora segno ovunque, cartelli. Siamo stessi, quello che attraversa tutta l'Italia, dalle Alpi a Oh, amici della montagna, fantastico. Cosa trovi in mezzo alla natura? Che grotta. Wow! Che posto. Guarda il masso, Puttana. tuffo. Questa è buona. Che cazzo che buona, c'è il muschio, vai lì. Dai, viene fuori dalla roccia, 10 anni, visto? Questa è ancora più sicura dell'altra. Questa è proprio il top. Poi passa nel muschio. Bel percorso, alternativo a quello che dovevamo fare, ma ne valsa la pena. Questo è quello che può fare un masso di questa grandezza, Gli attritati. quindi è meglio non essere qui sotto nel momento del rilascio.